Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Coglio e quei. Cordiale saluto gentili amici e amiche alla visione all'ascolto, edizione della notte del nostro audio-video giornale. Apriamo subito con il maltempo, scuole chiuse nell'area delle Prealpi Carniche e del Friuli occidentale nella giornata di sabato 5 dicembre, blocco del trasporto pubblico locale sia sabato che domenica nelle zone che potrebbero essere colpite dagli eventi meteorologici di forte intensità che si prevede si abbatteranno su una parte del Friuli Venezia Giulia e un primo stanziamento di 1,5 milioni di euro per far fronte agli interventi di prima necessità da mettere in atto in caso di necessità. Sono queste le principali decisioni emerse oggi nel corso della riunione del Comitato regionale per l'emergenza riunitosi a Palmanova e presieduto dal governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga. L'incontro, al quale ha partecipato anche il vice governatore con delega alla protezione civile Riccardo Riccardi e l'assessore all'istruzione Alessia Rosolen, le direzioni centrali della regione, il sistema della sanità, le prefetture, i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e i gestori delle reti. Fa seguito alla diramazione nel pomeriggio di ieri dell'allerta meteo rossa per l'area della destra Tagliamento e dell'Alto Friuli. Restiamo in tema subito con le previsioni del tempo per sabato 5 dicembre. Cielo coperto con precipitazioni intense o molto intense sui monti e pedemontana, specie su Alpi e Prealpi Carniche, più moderate e sporadiche su bassa pianura e costa. Possibili temporali, quota neve oltre 1800 metri sulle Prealpi, 1500 sulle Alpi, ma al confine con l'Austria potrebbe rimanere più bassa. Soffieranno scirocco anche forte sulla costa con acqua alta e mareggiate e venti meridionali forti in quota. Le temperature in pianura oscilleranno le minime tra gli 8 e gli 11 gradi, le massime tra i 12 e i 14. Sulla costa le minime 10-13 gradi, le massime 13-16. Come detto, lo zero termico oltre i 2000 metri. Passiamo agli aggiornamenti per quanto riguarda il Covid. Innanzitutto dobbiamo dire una cosa molto importante perché il ministro Speranza ha comunicato nel tardo pomeriggio al governatore Massimiliano Fedriga che nella nuova ordinanza in vigore da domenica il Friuli Venezia Giulia sarà classificato come zona gialla. Lo ha reso noto la regione Friuli Venezia Giulia, dunque non ci sarà più libertà negli spostamenti, ma chiaramente invitiamo gli amici e le amiche alla visione all'ascolto di moderare il più possibile onde evitare problemi successivi. Andiamo ai numeri invece del Covid in Friuli Venezia Giulia. Sono stati rilevati 1040 nuovi contagi, l'11,10% dei 9.370 tamponi eseguiti. Inoltre sono stati registrati 26 decessi da Covid, ai quali si aggiungono ulteriori 10 pregressi inseriti oggi a sistema, afferenti al periodo dal 5 al 19 novembre. Ha comunicato il vice governatore Riccardo Riccardi. Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia montano in tutto a 34.010, di cui 7.901 a Trieste, 14.812 a Udine, 6.652 a Pordenone e 4.230 a Gorizia, alle quali si aggiungono 415 persone da fuori regione. I casi attuali di infezione risultano essere 15.606. Rimangono stabili a 59 i pazienti in cura in terapia intensiva e sono 632 ricoverati in altri reparti. I decessi complessivamente ammontano a 977, con la seguente suddivisione territoriale: 332 a Trieste, 389 a Udine, 202 a Pordenone e 54 a Gorizia. I totalmente guariti sono 17.427, i clinicamente guariti 403 e le persone in isolamento 14.482.
Andiamo a chiudere perché è stata firmata l'ordinanza di divieto di ingresso e uscita dall'ex caserma Cavarzerani di Udine fino al 12 dicembre, a seguito del riscontro da parte del Dipartimento di Prevenzione di 2 casi di positività al Covid tra i richiedenti asilo attualmente ospitati presso l'ex caserma Cavarzerani. Il sindaco di Udine Pietro Fontanini, al fine di contrastare la diffusione del contagio, ha emesso nella giornata di venerdì un'ordinanza contingibile e urgente che prevede il divieto di ingresso e uscita dalla struttura per chiunque non sia debitamente giustificato fino alla data del 12 dicembre prossimo. E con questa notizia chiudiamo qui la pagina informativa per la notte, augurandovi a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Vi diamo appuntamento nella tarda mattinata per le news. Chiaramente resteremo, come si dice, vigili nel caso in cui la situazione meteo dovesse peggiorare. Interverremo chiaramente con delle finestre informative in edizione straordinaria. Per il momento è tutto, buonanotte e alla prossima. Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Corbons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Coglio e Quay.